I suoi problemi li ha avuti soprattutto nel periodo invernale a causa delle restrizioni del Covid, l'aumento dei contagi e delle ospedalizzazioni, ma il riscatto potrebbe essere iniziato proprio da questa estate e speriamo che la accompagni anche per tutto il prossimo inverno, se ci saranno appunto i vaccini e appunto la gente riuscirà a mettersi al sicuro. Stiamo parlando della montagna friulana, tantissima gente si sta recando in villeggiatura proprio in queste ore e andremo in due magnifici posti che rappresentano il Friuli, ovvero Sappada e Tarvisio. Primo collegamento di oggi di Screenshot, do il buonasera a Monica Bertarelli, direttore Consorzio Turismo Sappada. Buonasera. Buonasera a te, buonasera a tutti voi. Allora, Sappada possiamo parlare in tutti i sensi, io direi, di riscatto. Io mi ricordo quest'inverno che c'era stata questa specie di mini lockdown, questa specie di zona rossa, che poi non era zona rossa, ma Sappada ha sofferto per una serie di incidenze di contagi. La gente si è data da fare, anche con le interviste che avevo effettuato tra gli albergatori, si sono dati da fare e poi quest'estate un'esplosione. Sì, Davide, per fortuna sta andando molto bene la stagione, quindi se inizialmente potevano esserci delle perplessità, visti gli strascichi invernali, le preoccupazioni che ormai ci stiamo portando avanti da un anno e mezzo abbondante, sta andando tutto molto bene, la stagione è iniziata nei tempi e nei modi che si voleva, non che ci si aspettava, perciò è andata meglio rispetto alle aspettative. Agosto registra un tutto esaurito, ma già dalla fine di luglio questa è la situazione, quindi tutti i nostri operatori stanno vivendo una situazione ideale, diciamo così. Gli albergatori, no, i ristoratori, scusate, forse sono un po' penalizzati con la questione Green Pass, ma non tanto per come si sono strutturati, e cioè nel migliore dei modi, ma per le risposte che a volte il pubblico dà, quindi il fatto di richiedere il Green Pass come prevede la legge non a tutti piace, purtroppo. C'è ancora chi giudica questo atteggiamento rigoroso da parte dei ristoratori come eccessivo, quando invece, ripeto, è semplicemente un attenersi alle regole e rispettarle nel migliore dei modi. Però siamo contenti, ci sono code alla salita della seggiovia, ci sono code davanti ai ristoranti che devono fare 2 o 3 turni per soddisfare le esigenze, quindi insomma siamo davvero contenti. Come avete affrontato questa ripresa? Che strategia si è utilizzata a marketing per accalappiare, a Sappada, a livello di marketing per accalappiare, diciamo, i turisti? Anche dell'ultima ora? Sì, effettivamente Davide non c'è stato tanto tempo per fare marketing, perché se ricordi bene nella tarda primavera c'erano ancora molte incertezze, poteva sembrare anche un'ostentazione quella di invitare in maniera spudorata gli ospiti quando non si sapeva di fatto come gli italiani, ma anche gli stranieri avrebbero reagito al richiamo ai vaccini, quindi era molto, molto delicata la situazione. Noi abbiamo puntato molto sulla sicurezza, abbiamo cercato di trasmettere il rigore che i nostri operatori ci mettono per garantire la massima sicurezza agli ospiti, puntando sempre sul distanziamento sociale che naturalmente c'è in montagna, quindi quando punti sulla qualità, sulla sicurezza, bene o male Sappada ha un brand che si porta dietro e che abbiamo rinforzato anche negli ultimi anni, il gioco è stato fatto, insomma, poi i media ci hanno aiutato e tutte le valenze turistiche della nostra località, che ringraziando il cielo sono molte, vanno dalla storia, la tradizione, l'ambiente, con la nostra bandiera arancione, che anche quest'anno ci è stata riconfermata proprio per garantire la qualità dell'aria e dell'ambiente, uno dei borghi più belli d'Italia, comunità sostenibile, stiamo andando verso il plastic free, quindi sono tutte certificazioni che sicuramente piacciono e ci aiutano a farci conoscere e apprezzare ancora di più rispetto a quanto già non lo siamo. E poi a tutto questo si aggiunge l'eccellente cucina che per fortuna ormai è rinomata in tutta Italia, Sì. quindi c'è chi viene a farci visita partendo proprio dalla volontà di assaggiarla e poi beneficia di tutti gli altri nostri, tra virgolette, prodotti turistici. Abbiamo utilizzato oggi un titolo, giocando un po' sulle parole, Vacanze Green, come il Green Pass di cui ha parlato Monica Bertarelli, difficoltà a recepirlo magari da parte dei clienti, non da certo dai ristoratori che cercano di fare il possibile, di fare gli intermediari tra lo Stato, il volere dello Stato e gli stessi
turisti e clienti. Green, come il verde che ci può regalare appunto una di queste mete bellissime come Sappada, ma altrettanto lo vedremo dopo con il Boschi di Tarvisio. C'è un nuovo modo di concepire il turismo, secondo lei, Monica, dalla pandemia in poi? Magari un più slow, più escursionismo, piuttosto che il classico morde e fuggi? Ma forse un po' più contemplativo e più meditativo, nel senso che si gode di più, indiscutibilmente, della possibilità di stare all'aperto e di godersi anche le vacanze. Immagino che questo valga anche per le altre località, non solo quelle in montagna. Quindi si apprezza di più quello che prima veniva dato per scontato. E poi c'è il turismo esperienziale, quindi a tutte le età, bambini, adulti e non giovanissimi, diciamo, piace l'idea di vivere la montagna come se si fosse effettivamente cittadini della montagna. Quindi tutto quello che le persone che ci vivono fanno vuole essere intrapreso anche da chi viene in forma turistica, quindi l'approccio l'arrampicata stessa, le ferrate, le escursioni anche un po' più difficili, ma poi anche la degustazione in queste antiche case della civiltà contadina di Sappada, quindi assaggiare i prodotti che vengono integralmente realizzati da noi con le materie prime del territorio, a partire dal bestiame, quindi dalla carne e tutto quello che ne deriva, sono attività che danno la sensazione al turista di vivere integralmente la località, quindi non solo di ammirarla e contemplarla, ma proprio di assaggiarla da tutti i punti di vista. Quindi questo turismo esperienziale in questo ci accompagna con una grande collaborazione Promoturismo FVG, perché logicamente ci incoraggia a proporre questo tipo di turismo, ma anche ci sostiene finanziariamente, si è rivelato decisamente vincente. Sì. Ecco, appunto mi ha dato la possibilità dell'assist per la prossima domanda che volevo farle. La Regione piuttosto che lo Stato vi ha dato una mano in questo periodo per sostenervi? Anche per i privati, Sì, intendo. la regione sì, poi quanto è arrivato alle aziende a titolo di ristoro sicuramente non è stato sufficiente per colmare quanto è stato perso nell'ultimo anno, dalla passata stagione estiva fino a giugno di quest'anno. Però insomma è stato un aiuto e a Cavaldonato non si guarda in bocca. Sicuramente i nostri operatori si sono rimboccati le maniche, sapevano che il grosso avrebbe dovuto arrivare da loro, quindi senza aspettarsi troppo da fuori. La regione ha aiutato moltissimo e sta continuando a farlo, dando la possibilità anche alle strutture di rinnovarsi con i 25 milioni di euro che sono stati da poco stanziati e cercati e voluti dall'assessorato alle attività produttive della nostra regione, con i prossimi stanziamenti che faranno in particolare per Sappada, sugli impianti, quindi tutto questo lascia ben sperare, e quando ci sono prospettive così interessanti e così favorevoli al territorio è logico che è una spinta emotiva, è uno sprone in più per i nostri operatori per fare ancora meglio. Quindi sì, decisamente la regione c'è stato, c'è e ci starà ancora molto vicina, per fortuna. Ecco, lei parlava prima di escursionismo, mi sento magari di lanciare un appello che non ci si inventa turisti della montagna dell'ultima ora. A questo proposito bisogna sempre stare attenti, no? A come si affronta la montagna, soprattutto chi va a fare scalate piuttosto che andare a fare arrampicate, no? Lanciamo magari anche un appello in questo senso. Bisogna sempre Sì, essere ben Davide. attrezzati, no? Sì, che poi è logico che dipende dall'impresa che si vuole intraprendere, perché si possono fare anche semplici camminate, però è logico, soprattutto quando si è in compagnia di bambini, guardare il meteo, chiedere anche alle persone locali che situazione meteorologica si andrà ad affrontare. In montagna cambia velocissimamente, però trovarsi nel bosco con fulmini e temporali non è sicuramente una situazione piacevole. Poi abbiamo dei bravissimi ragazzi del soccorso alpino, anche a Sappada, che sono sempre disponibili, sempre tempestivi negli interventi, però se si potesse evitare sarebbe meglio. Non vengono chieste queste preparazioni eccellenti accademiche, però buon senso, quindi non andare Quello magari con le scarpe da sempre. ginnastica consumate in montagna dopo che è piovuto, non cercare avventure, perché poi subentra anche il panico, quindi ci sono stati tanti Certo. casi in cui famiglie abbiano cercato l'avventura e poi siano rimaste frenate proprio dallo stesso panico, ma compromettendo la vita anche di minori, tra l'altro. Le faccio l'ultima domanda per chiedere quali iniziative ci sono in programma, cosa si troveranno da qui a fine stagione i turisti. Sperando che poi questa stagione si prolunghi, perché poi inizierà quella invernale, sperando, come ho detto all'inizio puntata, che si possa affrontarla serenamente finalmente, non come negli ultimi 2 anni.
Effettivamente ci sono i presupposti perché la stagione si allunghi, un po' anche la storicità delle ultime stagioni estive e dell'inizio dell'autunno, no? Ci sono stati dei settembre, ottobre, novembre negli ultimi 5 anni bellissimi che hanno consentito ai turisti di raggiungerci anche al termine delle vacanze estive e anche ben oltre dopo, anticipando forse anche quelle invernali. Il Covid, va detto, e questo insomma avrete avuto modo, Davide, di constatare in tutta la regione, ha inibito o se non altro ha fortemente condizionato lo sviluppo di attività di animazione e di intrattenimento a partire dalle stesse Pro Loco, perché si tratta anche di questioni di responsabilità. Quindi abbiamo sensibilmente ridotto il numero delle manifestazioni, ci sono stati degli eventi nel passato mese di luglio, a ridosso con agosto, quindi Gustosa Sappada, ma anche Parole in Vetta, poi l'animazione a cura della Proloco fatta di tradizioni con la nostra banda, con il gruppo folcloristico degli All Soccer, con il coro Sorgenti del Piave che continueranno ad andare avanti anche per il mese di agosto, appuntamenti cadenzati. Poi la vigilia di Ferragosto, quindi dopodomani, ci sarà la Ploda Run a cura dell'associazione All Soccer, quindi in vestito tirolese, tutti i nostri ospiti, anche chi vorrà raggiungerci per l'occasione, potrà farsi una sana camminata di 3,5 km, partendo la mattina alle 10 dalla località Eben, e poi ci saranno dei beer stop, o meglio, dei chioschi dove anche i minorenni potranno trovare le bibite adeguate, con tanta musica e giochi e goliardia, insomma, per una vigilia di Bene, Ferragosto spensierata e divertente. bene. E Dico poi tut- altri appuntamenti, dicevo, di promozione del folklore e della cultura tradizionale. Bene, aggiungo, beata lei che è lì al fresco piuttosto che noi al caldo, anche se sta anche bene in studio, devo essere sincero, però a riprendere la macchina tra poco rovente anche se la sera non è un ben stare, insomma. La ringrazio Bertarelli per questo suo intervento, in bocca al lupo, saluti tutti i cittadini di Sappada e i villeggianti. Grazie per averci ospitati, arrivederci, buona estate, vi aspettiamo. Pubblicità, poi andiamo a Tarvisio. Bentornati con Screenshot, puntata di vacanze, tra poco Ferragosto, e noi invece di parlare di mare, oggi abbiamo dedicato la puntata alla montagna. Prima siamo andati a Sappada, adesso andiamo in un'altra zona molto green, che è quella di Tarvisio, con Diego Bellotto, presidente Confcommercio, mandamento appunto di Tarvisio, ma anche imprenditore, chef, lo vedo anche già preparato, insomma, è ora di cena d'altronde. Buonasera. Buonasera a te, buonasera a tutti i telespettatori. Allora, Bellotto, che estate è questa per la montagna e soprattutto per Tarvisio? Beh, è un'estate sicuramente anomala, un po' strana se vuoi, un po' per il Green Pass, un po' per questo. Tutto sommato comunque parlo per gli alberghi, sicuramente c'è stata una forte ripartenza di lavoro. Nel senso adesso siamo naturalmente tutti esauriti, proprio anche ieri per dei clienti che sono capitati a Tarvisio ho fatto veramente tante telefonate per trovare l'unica camera e sistemarla, insomma. Oltre le Senti, aspettative? Secondo lei, oltre le aspettative? Per come si era messo a no. inizio stagione magari, per come si pensava a maggio anche, eravamo in piene restrizioni. Ma no, molti di noi sono ottimisti e quindi insomma agosto è il mese in cui il mondo si ferma e si va in vacanza. Complice anche il caldo di questi giorni, c'è stata veramente in questi giorni un'invasione. Devo dire magari, ecco, un po' forse meno gente rispetto agli altri anni, però insomma con la voglia di stare fuori, di fare vacanza, ecco, questo sì. Magari un po' il commercio magari giugno-luglio ha un po' più sofferto, gli alberghi hanno lavorato, la ristorazione anche quella ha sofferto un po', ma adesso siamo veramente da tutto esaurito. Gli stranieri ci sono? Ma sì, in realtà abbiamo anche stranieri. Va di sé che il mese di agosto è il mese degli italiani, abbiamo il 90% di italiani, però qualche straniero c'è, insomma, che preferisce la montagna al mare.
Allora, io le faccio una domanda che avevo fatto anche prima al direttore del Consorzio Turismo Sappada, e anche un po' il tema della puntata di oggi, abbiamo giocato su questa parola vacanze green, un po' per quanto riguarda la questione Green Pass, di cui parleremo tra poco, lei me l'ha accennato all'inizio, un po' perché volevo chiedere se dalla pandemia è nato un nuovo modo di concepire magari il turismo, più vicino alla meditazione, più vicino all'escursione, più vicino al verde, che voi a Tarvisio lo date, insomma, ecco. Sì, allora, ci sono stati dei cambiamenti, nel senso la gente ha riscoperto un po' forse la montagna friulana, tantissimi friulani hanno riscoperto i nostri territori e con piacere, insomma. Sì, la gente cerca meno di stare accalcata, c'è molta attenzione, molto rispetto delle regole e per quanto riguarda il Green Pass devo dire che io non ho avuto problemi, nel senso la gente si muove gli italiani sono responsabili, forse qualche difficoltà in più con qualche straniero, con qualche austriaco, ma in linea di massima tutti hanno capito la necessità di queste regole e quindi sono molto rispettosi, almeno Cioè per quanto ci riguarda. ci prendono più per rigorosi adesso gli stranieri, una volta non era così. Nel mondo anglosassone andavamo noi, forse non rispettavamo qualche regola, siamo noi che facciamo rispettarla adesso agli altri, paradossalmente. Beh sì, in effetti, ma c'è stata anche un'ottima informazione a casa loro, cioè naturalmente prima di partire, vuoi o no, col Covid, tutti si sono un po' informati di quelle che sono le regole nel paese che vai, ovviamente, anche perché le sanzioni ci sono e quindi sicuramente sono molto più attenti, questo sicuramente. Senta, adesso voi trascorrerete un'estate che vi riporterà in pari rispetto a tutti gli anni scorsi e soprattutto a livelli pre-Covid. Vorreste avere qualche rassicurazione in più per l'inverno? Voi ne avete saldate 2 di stagioni praticamente, possiamo dire, no? Sì, in realtà anche 2 e mezza. Sì, Certo, 2 e le mezza. rassicurazioni sono molto importanti. Capiamo anche che nessuno ha la bacchetta magica per dare le soluzioni ai problemi. È un problema che cambia ogni giorno, un po' di confusione naturalmente c'è nelle regole, nel come farle, eccetera. Però insomma, molti di noi insomma, siamo fiduciosi nel fatto che comunque, metti che arrivi anche questa ennesima ondata, col terzo vaccino dovremmo essere coperti, quindi chi ha il Green Pass si può muovere e c'è un po' più di libertà, insomma. Ci auguriamo assolutamente di non fare nuovi lockdown perché questo sarebbe veramente la firma per una condanna senza altre prospettive, insomma. Senta, le chiedo, vista da imprenditore, ma anche voce delle categorie, visto che lei è presidente del mandamento di Tarvisio di Confcommercio, se la Regione piuttosto che lo Stato vi ha dato una mano, se lei ha notato anche la Regione, alla fine sono 3 anni che è governata dalla stessa giunta, non è così per quanto riguarda lo Stato, che di governi ne abbiamo visti passare negli ultimi anni. Se c'è stato anche un cambio di passo magari tra Draghi e Conte o tra un'esecutiva e l'altro, aiuti, non aiuti, ristori, bonus. Allora, per quanto riguarda gli aiuti e il lavoro svolto da una parte Confcommercio che ha fatto un grande lavoro e di questo ne siamo al corrente e poi sicuramente la Regione, non posso dire che ne siamo orgogliosi, abbiamo una Regione che è stata molto attenta, molto vicina e ha fatto sicuramente più di molte altre regioni, poi in questi giorni parlando con altri colleghi sia di altre regioni di Confcommercio o colleghi comunque per l'attività che svolgiamo, sento che ci sono molte difficoltà, quindi un plauso importante va fatto alla nostra regione e non solo per quanto fatto ma anche perché abbiamo avuto incontri con Bini, con Federica e con altri, proprio perché c'è una volontà a non far soffrire ulteriormente insomma, il nostro territorio, le nostre aziende, le nostre imprese. Per quanto riguarda lo Stato, sì,
Allora, bisogna dire che c'è un cambio di passo, c'è stato, perché comunque i dati degli ultimi giorni danno un'Italia in una forte ripresa economica, il PIL sta aumentando e sicuramente più anche di altri paesi più forse importanti dell'Italia a livello europeo, e quindi questo è un dato di fatto. Per quanto riguarda il lavoro fatto, boh, diciamo che proprio discutevo con alcuni colleghi nei giorni scorsi, ci sono ancora aiuti che devono ancora essere dati. Sì, Sì, mi viene da sorridere perché è un anno che le aspettate allora. questi sono gli aiuti che abbiamo noi italiani. Le nostre mani, la nostra voglia di lavorare e di non Fa arrendersi. bene indicarlo, insomma. Fa bene indicarlo. Mi è sfuggito solo l'ultima battuta che aveva fatto. Ci ho visto le mani che voleva dire che quello è l'aiuto migliore. Non so se stava dicendo qualcos'altro, mi era sfuggita un po' la voce. Certo, noi friulani sicuramente abbiamo le mani molto, molto operative e tenaci, questo ne sono sicuro, però insomma io mi auguro che anche il governo capisca insomma quello che non ho la bacchetta magica e non so dare soluzioni, però un confronto con le attività produttive, le microimprese soprattutto, che sono il tessuto importante economico italiano, perché generano lavoro di prossimità e anche oltre. Quindi mi aspetto veramente dal governo un appoggio un po' e un aiuto a quelle che sono le problematiche. In primis, mi sento di dirlo, insomma, io credo che il reddito di cittadinanza, nato come qualcosa di fondamentale e utile, è stato naturalmente all'italiana travisato e ha completamente sconquassato quello che è il mondo, il normale svolgimento del mondo del lavoro. Molte imprese di ogni settore, non parlo solo di alberghi e ristoranti, hanno grosse difficoltà a reperire personale. Anche nella sua realtà ha avuto difficoltà? Cioè lei si è arrangiato veramente con le sue mani, tornando al discorso che mi ha fatto prima, le mani le ha usate lei per fare il cuoco, l'aiuto a cuoco, il cameriere? Boh, qui no, boh, io ho sempre fatto il cuoco, è una mia passione, insomma mi piace molto il mio mestiere, quindi l'ho sempre fatto. Certo, abbiamo avuto grosse difficoltà e non sono state risolte, abbiamo dovuto accontentarci di quello che trovavamo. Naturalmente a discapito nostro, di noi imprenditori, perché comunque abbiamo orari impossibili e dobbiamo far fronte a tutte quelle che sono le necessità e non è per niente semplice. Ma Il fatto è che bisognerebbe riqualificare quei lavoratori che sono rimasti fuori dal mercato, no? Cioè, la riqualificazione manca. Cioè, piuttosto che dare probabilmente i soldi a chi ovviamente sta soffrendo, ha perso il lavoro, ma nello stesso tempo riqualificarli, forse mi è mancato quello. Ma io credo che ci debbano essere dei cambiamenti fondamentali sul reddito di cittadinanza, nel senso che ci sono state molte proposte da quelli che tecnicamente dovrebbero essere chiamati tutor, ma sono, vabbè, quello che sono, però c'è stato il rifiuto, anche perché il mondo del lavoro costa a noi imprenditori. Avere un dipendente costa, ma costa che sappia lavorare o no, è un costo importante. Questo perché la pandemia, la chiusura forzata e rimanere a casa ha un po' spento l'abitudine al lavoro e a fare produzione nel lavoro. Io credo che siano fondamentali due cose in questo momento. Da una parte avvicinare un po' di più il mondo della scuola al mondo del lavoro, perché 9 volte su 10 abbiamo dei ragazzi che sono qualificati, nel senso che hanno un diploma e quindi li devi assumere con dei costi certi, ma non sono in grado di avere responsabilità. Parlo naturalmente delle scuole alberghiere, delle scuole di camerieri, eccetera. Ci sono pochi ragazzi che sono veramente capaci, la maggior parte proprio perché la maggior parte non sanno portare avanti un ruolo, un compito all'interno dell'azienda, perché sono formati in una scuola e non nel mondo del lavoro. Bisogna assolutamente che le scuole vengano a discutere con noi aziende e il tirocinio lo facciano direttamente in azienda. Io la ringrazio
Bellotto per questo, non solo per l'intervento ma anche per l'ultimo spunto di analisi, peraltro l'ho riscontrato anche in altri suoi colleghi, in altre categorie e anche in altri settori, ne abbiamo parlato nel corso di tutte queste nostre puntate. Le auguro in bocca al lupo, non le rubo ulteriormente il suo tempo perché deve anche cucinare, insomma, per tutti i clienti che ha. Grazie mille, buona serata. Grazie a te e a tutti i telespettatori, buona serata. Bene, vi ringrazio. Vi auguro buona serata, ci vediamo domani sempre con Screenshot, arrivederci.